Hola amigos, buonasera ragazzi, amici, tifosi del Napoli e non, se ce ne sta qualcuno. Intanto c'ho brufolo del post partita qua. E niente, Inter che batte Napoli 1-0, partita che si è accesa nel finale, polemiche, gol razzisti e tutto. Parliamo un po' alla volta, in ordine. Io sto incazzato nero, una bestia nera, una bestia azzurra. Eh? Ange Jesus, Ange Azul, no Ange Jesus, manco non me lo canale sto un stasera. Significa angelo azzurro, ma stasera sto incazzato nero, sono angelo black, un angelo black, angelo preto. Ragazzi, andiamo per ordine. Allora, prima di tutto non so se sto incazzato, ne poco per Mazzolè, ne poco per Koulibaly, ne poco per Insigne, ne poco con gli interisti del San Siro, la parte razzista, sto parlando. Un po' per i risultati, un po' per la prestazione, un po' di tutto. Ma non sono giustificate Santo Stefano praticamente. Anche se qua Santo Stefano in Brasile non si festeggia, però comunque sto perdendo tempo per registrare questo video dopo che ne ho fatto già un altro, l'ho annullato, ne sto registrando un altro, infatti sto un po' in ritardo con i tempi, pubblicherò questo video in grande ritardo. Niente, veniamo alla partita. Inter che parte fortissima, ci mette in difficoltà col pressing, pressing asfissiante. Napoli che non riesce neanche a fare un tiro in porta, un tiro in porta che si verifica solamente con Insigne, mi sembra dopo 15 minuti o di più, non mi ricordo. Inter che ha qualche occasione da gol, la primissima con Icardi dopo 2 secondi, partita che inizia col botto, Icardi che lancia verso Meret e Meret si fa trovare pronto, ma se non sbaglio il pallone ha toccato anche la traversa e niente, comunque ragazzi, Inter che ha meritato, se vogliamo, questa vittoria, però ci sono vari punti che voglio analizzare con voi e per questo non sono tanto diciamo rassegnato su questo risultato. Per me si poteva pareggiare, si poteva perdere, si poteva anche vincere. Napoli che viene punito e castigato nel suo miglior momento, dopo un tiro di Zelinski salvato sulla linea da un giocatore dell'Inter, non ricordo il nome, partita che l'ha vista pure una mezza chiave tra telefonini, televisioni e computer, cioè proprio me la so a faccio barcone nella città con binocolo la presa partita, non sapevo in nessuna maniera. Comunque sono riuscito soprattutto a vedermi in tranquillità il secondo tempo, anche se il primo comunque Napoli ha faticato molto, dicevo, con questo pressing. Amsi che lascia il gioco subito perché si stira il muscolo della coscia ed Ancelotti che è costretto subito a fare una sostituzione. Ma io voglio venire ad Mazzoleni adesso. Carissimo Mazzoleni, merda che sei, arbitro da anni pro Juve, juventino, scarso, in malafede, soprattutto verso i napoletani e il Napoli, arbitro che disonesto, non dico corrotto, perché a chi se ne upava non è manca, non è scema, direi anche razzista stasera. Mazzoleni, merda razzista, perché? Perché oltre a ce l'aveva proprio con Koulibaly, che pure l'anno passato ci ha espulso Koulibaly giustamente, ma quando vuole lui guarda il VAR, quando non lo vuole non lo guarda. Questo bisogna dire, un VAR che non serve a un cazzo, serve solo alla Juve, non serve a un cazzo per il campionato italiano. Dicevo, Mazzoleni, che abbiamo tanti bei ricordi di quest'arbitro figlio di putta, figlio di una buona donna. Io lo continuerò ad abbuffare di parole anche dopo, alla fine di questo video.
Ma non abbiamo perso per causa di Mazzoleni, ragazzi. Io devo fare un applauso a Mazzoleni. L'applauso che Koulibaly ha rivolto e non ha potuto finirlo. Questo applauso non ha potuto finire perché è stato cacciato fuori. Ma voi ci dicono che forse Koulibaly stava applaudendo il pubblico che lo ha per 70 e non ultimi minuti insultato con cori razzisti. Koulibaly ha fatto la sua miglior prestazione, una delle sue migliori prestazioni oggi, con tutto che aveva le orecchie così, vedi? Cori, insulti per quasi tutta la partita. Ha fatto una grande prestazione, da qua si vede il grande uomo. Mazzoleni piccolo uomo, se uomo lo vogliamo chiamare. Perché? Perché solo per un gesto così, per maloso com'è, l'ha cacciato fuori. Ma Kaddari ci richieste che per 70 minuti è stato insultato, non può fare manco un gesto di sfogo, no, che peraltro l'hai ammonito, pezzo di merda, lo hai ammonito, pezzo di merda, scarso, disonesto, pezzo di merda, che non sei altro, arbitro di Serie A Mazzoleni, che dovresti neanche arbitrare la Pro C1 e C2 che viene sta proprio in di quartiere, i gambetti scuola calcio forse può arbitrare. Il fallo si poteva dare e se non si poteva dare perché si toccano, ma Koulibaly non commette fallo, lo supera, ci appoggia la mano, ma sa quanti falli si fanno così. Vabbè, comunque ragazzi, ci può anche stare l'ammonizione, pezzo di merda, ci può anche stare, ma che tu lo cacci fuori, no? Perché? Perché il Napoli stava passando il miglior momento della sua gara, sfiorando il gol clamorosamente, per fortuna dell'Inter, che Zelic l'ha ittato proprio un gol all'unico difensore che si è fermato là sotto la curva, così, ancora da finire la partita. Ce lo butti fuori, ma ci può anche stare, va bene, perché sei un pezzo di merda juventino, disonesto, di malafede, e quindi ci può anche stare. Però pezzo di merda, tu vedi che lo speaker da regolamento per 3 volte dice ai tifosi interisti sottomagnate di abbassare, di terminare questi cori, se no la partita potrebbe essere sospesa. Come regolamento, dopo 3 chiamate dello speaker deve essere sospesa la partita e tu non lo fai, pezzo di merda razzista del cazzo, pure frocio aggiungerei, lo espelli e va bene, senza neanche dire qualcosa, ci si fosse vicino. Koulibaly, non ti preoccupare, fa occhie campane, che so uscì, non ti preoccupare. Oppure abbia un po' di buonsenso, pezzo di merda, abbia un po' di buonsenso nel dire ah boh, questo stanno insultando da una partita sana, lo faccio sfugare, ma pure applaudire, magari lo fallo, non era neanche da niente, lo cacci fuori, vabbè. Poi Insigne, altro caso dove questo pezzo di merda di arbitro, se arbitro lo si vuol chiamare, vabbè, si fa provocare, non so che cazzo fa, però è stato calciato, è stato tirato le orecchie, è stato provocato. Tu caccia a tutte e due, ammonisce entrambi, no? Mandi fuori il napoletano per ammazzarci, per darci il colpo di grazia. Tu, Satana, tu pezzo di merda, tu arbitro di malafede, e sono anni che sono arbitro di malafede. Un unico arbitro ha sospeso la partita per cori razzisti e mo sarà qui a Pummaroli, Chisaru, l'hanno mandato secondo me pure a Napoli. Ti piace Napoli? Si è sospesa la partita per cori razzisti. Ma pare che era contro la Roma. Va a accogliere Pummarolo, non arbitra più, è sparito. Quindi dico io, no? Regolamento che non si rispetta sui cori razzisti, buon senso che non lo hai, sei scarso e sei un pezzo di merda, t'annaccire, prima a te e pochi cazzo ti ha mandato. Queste. Comunque ragazzi,
ritornando alla partita, perché non mi voglio prolungare, lo faccio mezz'ora sto video, lo faccio, me ne fotta proprio. Partita che si appunto parte male, abbiamo giocato male, il primo tempo, l'approccio, tutto un solo tiro di Insigne, Inter che meritava il vantaggio, ok. Secondo tempo Inter continua, spinta soprattutto dal suo pubblico, perché sinceramente non me ne vogliano gli interisti, sono grandi nomi, ma quest'Inter non è che la vedo una grande squadra, sinceramente. Abbiamo anche visto facendo brutte figuracce con piccole, però vabbè, è una squadra che può mirare sicuramente al terzo posto, qualificazione Champions. Ma è inutile gli interisti che stanno, abbiamo recuperato 5 punti. 5 punti contro il Napoli sono tantissimi, perché per me il Napoli è molto più superiore dell'Inter nel gioco, molto. Quindi devo stare tranquillo, a me me ne fotte proprio che l'Inter si è avvicinato ai 5 punti, ragazzi, me ne fotte proprio, perché mo ne so 5, settimana che tra saranno nata voto 8, se noi vinciamo col Bologna e loro per... Ragazzi, è stata una partita dove l'Inter voleva vincere, voleva chiudere, dopo le brutte prestazioni, brutti risultati che ha fatto, soprattutto la sconfitta della Juve, forse anche un po' immeritata. Spinta dal pubblico, ha fatto una grande partita. Inter che ha fatto una grande partita, soprattutto sugli sbagli del Napoli, che perdavamo palla a centrocampo, Hamsik, Enrique proprio. Hamsik ne perdeva 3, Alan ne recuperava 2. Hamsik ne perdeva 1, Alan ne perdeva 3. I nostri centrali di centrocampo hanno un po', diciamo, mancato al loro compito, ma Hamsik vabbè, non ha avuto tempo di recuperare la scarsa prestazione perché è uscito subito. Comunque io darei una nota positiva all'Inter, che comunque ha fatto una grande partita. Del Napoli penso Meret, ha fatto qualche intervento, grande intervento. Koulibaly era uno dei migliori, purtroppo si è lasciato andare sul nervosismo perché ha applaudito all'arbitro, il quale, ripeto, pezzo di merda, Satana, riccione e frocica, non sei altro, scarso, arbitro scarsissimo, sta in alti livelli solo perché favorisce di gran lunga i non colorati. Il Napoli poteva pure perderla questa partita. La poteva pure perderla sta partita. Ma tu, pezzo di merda, fai giocare 11 contro 11. Facci giocare. Dacci occasione. Stiamo quasi schiacciando l'Inter. Non ce la fa più. Stava così con l'acqua alla gola. Non ce la facevano più fisicamente. Tu che fai? Come non so, razzista di merda che sei, perché Mazzoleni è razzista, non solo perché, no, perché espelle sempre Koulibaly nelle partite importanti, no questo, no, okay. Non lo voglio pensare che sia per questo, ma perché? Perché? Perché se durante una partita, cazzo, ci sono cori razzisti e non la vuoi fermare, da regolamento, che lo speaker 3 volte ha avvisato, stanno a Luccan, un gol a chista, un capo a chista, tu non lo espelli, perché? Perché sei anche tu razzista. Perché sei un razzista di merda, anche tu, quello è il problema. Se no durante la partita a me una carezza a sto povero aglione ce la faceva. A me un po' ti chiamavi i capitani, dicevi ragazzi, ma che facciamo qua? Che vogliamo fare? No. Tu continui con i tuoi cartellini e poi le pure spelli, le pure cacciate fuori. Vabbè ragazzi, io sto nervoso, incazzato nero. Insigne da capitano pure non doveva cadere in queste provocazioni da bassa classifica. Da bassa, come posso dire, sotto anni e parlo stasera. Non doveva cadere, non doveva cadere in queste provocazioni, da basso stile di Keita, Una nota negativa ai tifosi dell'Inter, dei San Siro, mi dispiace, razzisti, per chi almeno dava i cori, Una vergogna che si ripete purtroppo,
che dico io, mo, avete vinto, no? Avete vinto. Voi invece di applaudire la vostra squadra che canta, continuate ad offendere, continuavano. E basta. E basta. E un'altra cosa, un altro secondo lo voglio dedicare al VAR. VAR che è una merda, non serve a un cazzo, non serve a un cazzo, va bene? Non serve a un cazzo. Serve solo per giustificare i vostri sporchi, voi arbitri, le vostre sporche decisioni. Serve solo a questo il VAR, solo per giustificarvi, solo per aiutarvi nelle vostre sporche decisioni, perché se lo volete utilizzare bene, nella giusta forma, allora sì che vale sto VAR, se no non vale un cazzo, no, solo nasconde, perché sul gol non dato tu lo dai perché hai visto VAR, il gol irregolare tu lo togli perché hai visto il VAR, ok, ma poi quando voi tu non lo viro, non lo puoi avere, allora non serve se la giustizia non viene fatta, tu sei un giudice, cazzo, arbitro del cazzo, sei un giudice, devi dar giustizia in questa partita, devi arbitrare, devi prendere decisioni giuste. Invece no, che fa? Non lo prende in considerazione, allora sei una merda, tu e il VAR e chi sta là e pure chi t'ha mannato. Rizzoli, Collina, poi farò un video su di voi. Vabbè ragazzi, sempre Forza Napoli, al di là del risultato penso che non c'è più niente da dire. Ci vediamo nella prossima partita contro il Bologna. La Juve ha pareggiato oggi, si poteva anche acciuffare quei 6 punti di distanza o mantenere gli 8 con un pareggio, ma ripeto, a me mi foto perché il campionato già si sapeva ragazzi, ma una squadra forte che viene aiutata e che viene anche favorita, è anche molto fortunata, è invincibile, quindi ciao, pigliate l'ottavo scudetto, non ce ne fotte proprio. Mo la Champions League le squadre si qualificano in Champions League dai secondo al quarto posto, ok? Mo dal secondo al quarto posto, che cagna, l'onore. Napoli meritava l'anno scorso di vincere lo scudetto, c'è stato scippato, basta. Cioè, mo chissà, l'Inter si avvicina, non si avvicina, ce ne fotte proprio. Divertiamoci con il gioco quando c'è bel gioco, e spesso il Napoli ci dà bel gioco, ma l'Inter per me, cioè, che si avvicina, ma a parte sicuramente si può pure avvicinare, ma alla fine i conti saranno così ragazzi. La classifica è questa, come sta. Va bene, comunque un abbraccio a tutti, forza Napoli, ci vediamo al prossimo video, lasciate un like, vi piace, se vi fa piacere iscrivetevi al canale se non, qualora non l'avreste fatto, e forza Napoli. Mazzolesi, una merda. Non ci scusate, fuori onda, usciva un fuori onda perché già può fare ancora la parola a Mazzolesi. Si una merda.